Clay Regazzoni 7 anni fa era una persona comune, lavorava nella carrozzeria di suo padre, si interessava già alle gare, però non pensava ancora di diventare un pilota professionista. Era insomma un appassionato come tutti gli altri. Anni fa in un ristorante di Lugano, il ristorante Galleria, i campioni di automobilismo si ritrovavano in settimane, in special modo il giovedì sera, per discutere dei nostri problemi. Quindi chi frequentava questo bar aveva occasione di incontrarsi con campioni e piloti attivi di quel momento. E un bel giovedì sera di 7 anni fa ebbi l'occasione di incontrare Silvio Moser. Incominciai a seguirlo nelle sue trasferte in tutta Europa. Ed è appunto seguendo lui che mi nacque questa grande passione per lo sport. Finché un giorno fu lui che mi disse: perché non provi a correre anche tu? La prima macchina per cui l'ho acquistata me stesso è stato nel 65. La vettura era mia privata. Avevamo formato un team con Moser e ci sobbarcavamo le spese delle trasferte facendo anche dei sacrifici. Comunque la mia grande soddisfazione era di poter restare, essere nell'ambiente delle corse che poi mi ha portato alle gare attuali. Certo che oggi non sarei campione europeo di Formula 2 e tra i migliori piloti di Formula 1 se non avessi conosciuto Moser quel giovedì di 7 anni fa. Il brandy contenuto in questa bottiglia di Cavallino Rosso è garantito distillato di vino di origini selezionate, posto in invecchiamento in fusti di rovere nelle cantine della SIS di Asti il 1° dicembre 1960, come risulta dal verbale notarile di imbottigliamento redatto in Asti in data 13 gennaio 1970. Brandy Cavallino Rosso, garantito nero su bianco, invecchiato 7 anni. Cavallino Rosso 7 anni.